La necessità di questo progetto nasce dalla possibilità, da voler dare la possibilità a chi ha una disabilità motoria di poter beneficiare non solo e non soltanto degli stabilimenti balneari pubblici, ma anche di poter beneficiare del mare, poter accedere al mare, che è un diritto ovviamente, quindi in una situazione quindi di uguaglianza. È un progetto che io ho iniziato a maturare nel settembre del 2024, tornando da un'altra quindi città con mia moglie. Ho riflettuto sul vuoto che c'era in una città come Catania di consentire ai disabili di poter fare un bagno all'interno di una spiaggia libera oppure di un solarium come quello di San Giovanni Licuti. Poi ne ho parlato, ho portato avanti questo progetto, ho avuto la fortuna di avere il supporto di soggetti privati e anche associazioni attive sul territorio e un liceo, il Turisi Colonna. Catania Più Attiva, l'associazione Catania Più Attiva ha rivestito un ruolo fondamentale perché ha donato una sedia e ha contribuito in maniera significativa alla raccolta fondi del Turisi Colonna. Il Turisi Colonna dal preside, dal professore Consoli e ai ragazzi subito sono stati disponibili, e anche il centro ortopedico siciliano, che diciamo che è stato uno dei primi ad aver detto sì, che ha fornito una sede che si è occupato oggi anche della logistica e anche poi delle manutenzioni che in futuro potranno nascere, e anche quindi da un ascolto da parte dell'amministrazione locale, l'assessore Guzzardi.